Benvenuti, oggi è giovedì 20 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 18:10. La luna si leva alle 23:48 e cala alle 8:50. Oggi la Chiesa celebra Santa Alessandra. Il nome Alessandra deriva dal greco antico ed è composto dai termini alexo, difendere, e andros, uomo, quindi può essere interpretato come protettore di uomini. Oggi è una giornata speciale per tutti i francofoni del mondo. Il 20 marzo si celebra infatti la Giornata internazionale della francofonia. Un'occasione per riscoprire la ricchezza e la diversità di questa lingua e cultura. Ma non solo, oggi è anche la giornata mondiale della felicità, un invito a sorridere e a godersi la vita in ogni momento. Buon compleanno a Sarah Felberbaum, che oggi spegne 45 candeline. Nata a Londra ma cresciuta in Italia, Sara ha iniziato la sua carriera come modella a soli 15 anni, per poi approdare alla televisione come conduttrice di Uno Mattina Estate nel 2002. Da allora ha recitato in numerose fiction e film, tra cui Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, Il giovane Montalbano e Una grande famiglia. Nel 2015 ha sposato l'ex calciatore e ora allenatore Daniele De Rossi, con cui ha 2 figlie. Oggi è il compleanno di uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, Spike Lee. Il cineasta afroamericano, noto per i suoi film impegnati sulle tematiche razziali e sociali, compie oggi 68 anni. Tra le sue opere più famose ricordiamo Fa la cosa giusta, Malcolm X, Inside Man e Black Ku Klux Klan Man. Spike Lee ha anche realizzato videoclip per artisti come Michael Jackson, Stevie Wonder ed Eros Ramazzotti. Nel 2015 ha ricevuto l'Oscar alla carriera per il suo contributo alla 7ª arte. Un altro personaggio che festeggia oggi il suo compleanno è Guido Bertolaso, che compie 75 anni. La sua vita è stata dedicata al servizio degli altri, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Dopo aver lavorato come medico in Africa, è diventato responsabile dell'assistenza sanitaria alla Farnesina negli anni '80. Poi ha assunto il ruolo di vice direttore esecutivo dell'UNICEF a New York. Infine è stato nominato capo della Protezione Civile nel 2001. Il 20 marzo 1969, un giorno che ha segnato la storia della musica. John Lennon, il genio dei Beatles, si unisce in matrimonio con Yoko Ono, la sua musa e compagna di vita. La cerimonia avviene a Gibilterra, in gran segreto, solo una settimana dopo le nozze di Paul McCartney. Ma il loro amore non sarà benedetto dai fan dei Beatles, che vedranno in Yoko Ono la causa della rottura del gruppo, avvenuta solo un anno dopo. Ma vi siete mai chiesti che nomi vengono dati alle stelle? La nomenclatura delle stelle, inventata nel 1603 dall'astronomo tedesco Johann Bayer, è tuttora in uso. La stella viene indicata con una lettera greca seguita dal nome della costellazione. Le lettere indicano l'ordine di luminosità secondo gli strumenti disponibili nel XVII secolo. Le stelle vengono poi raggruppate in costellazioni, alle quali a loro volta viene associato un nome, come ad esempio Orione. Buona primavera ai 12. Oggi, 20 marzo, il Sole entra in Ariete, anticipando di un giorno quello che canonicamente è lo slittare dell'equinozio. Ed ecco iniziato il nuovo anno zodiacale. L'Ariete e tutti i segni di fuoco sono molto più rinforzati. Vediamo questa primavera cosa porta ai segni zodiacali. Ariete, protagonisti della giornata con il Sole che entra nei vostri gradi. Vi correrete poco se Venere e Mercurio saranno ancora retrogradi, perché oggi sentirete forte vitalità e anche in accordo con la Luna una bella maniera di vedervi e di armonizzare i sentimenti e soprattutto il lavoro. Da oggi si ricomincia e bentornati Ariete.
Toro, la vostra giornata oggi si placa un po' perché la Luna dismetterà in mattinata la sua fastidiosa quadratura a Urano e vi godrete questo senso primaverile che già comincia a rendervi più emotivi, più morbidi. Peccato che Venere, il vostro pianeta, ancora sia in retrogrado, ma tra poco si riattiveranno sentimenti e pulsioni a voi cari. È comunque l'inizio della stagione a cui appartenete. Gemelli, bentornata primavera e bentornato buon umore. Il sole illumina la vostra 11ª casa, la casa dei desideri realizzati, la casa delle novità, la casa degli amici e delle affinità elettive, quindi preparatevi da oggi in poi a vivere decisamente in una maniera molto ma molto più dinamica. Cancro, e beh, quando il sole entra in Ariete per voi inizia la quadratura. Se si deve dare spazio alla primavera, beh, voi siete l'estate, volete un po' di più. Il sole in Ariete farà iniziare un periodo in cui vorrete molto più dalla vostra vita e dagli ottenimenti del vostro lavoro e dei vostri effetti. Inizia un periodo di stimolo in cui potrete costruire molto ma molto di più. Leone, finalmente il vostro sole in bellissimo trigono, ecco una stagione a voi congeniale che vi porta moltissimo, porta viaggi, spostamenti, una nuova filosofia, un nuovo approccio alla vita, sarete più calmi e decisamente molto più disposti a mediare tra le cose. Vergine, buone notizie per voi perché il sole finisce la sua fastidiosa opposizione, quindi non vi sentirete più così stanchi e depauperati delle vostre energie, ma un pochino più positivi e pronti ad affrontare la nuova realtà. La luna in quadratura oggi dal Sagittario però vi consiglia di stare attenti a non stare troppo a caso, a chiudervi in faccende un po' troppo noiose e reiterate. Bilancia, giornata oggi che prevede una luna amica e l'inizio del sole in opposizione. Voi siete il cardinale d'autunno, per cui per voi l'entrata del sole in Ariete indica l'inizio di una fase di tensione in cui il rapporto tra voi e gli altri dovrà essere meglio attenzionato e soprattutto trasformato come più vi piace, anche ammettendo i vostri limiti. Scorpione, una giornata oggi che porta delle belle notizie. Primavera, la luna amica in seconda casa vi fa mettere le cose proprio come volete voi. Non atteggiatevi ancora nervosi e quindi cercate semplicemente di essere oggettivi, di parlare di numeri e soprattutto di responsabilità che vanno tutelate e protette. Bene in amore. Sagittario, la luna oggi si sposta nei vostri gradi e il sole inizia uno stupendo trigono. Ecco, la vostra nuova rinascita prende finalmente corpo, inizia una stagione a voi congeniale e sicuramente troverete che la giornata vi riempie di stimoli e di energie nuove e anche di nuove proposizioni che finalmente tolgono i dubbi che vi assillavano su come procedere. A tutta forza, Sagittario. Capricorno, l'entrata del sole in Ariete per voi che siete il cardinale d'inverno è l'inizio di una quadratura, l'inizio di una crisi che vi porterà anche a decidere che se non vi piace stare in un posto in una determinata condizione, lavorerete sodo perché questo possa finalmente cambiare. Acquario, bentornata per voi primavera amica con un bellissimo sestile dal sole che accende un po' di calore nel segno dei ghiacci. Tra l'altro questa entrata del sole in Ariete va molto d'accordo col misterioso Plutone, si riaccende la creatività, la comunicazione e la vostra maniera efficace di essere affascinantissimi nei dialoghi o in tutto quello che dite e che fate. Pesci, oggi il sole abbandona i vostri gradi ponendo termine alla vostra annuale stagione. Tutto questo ha sicuramente portato molto proprio perché l'ammasso planetario che ha regolato questa entrata del Sole in Scorpione assieme a altri pianeti il mese scorso e per tutto il mese ha determinato in voi grandi trasformazioni, il raggiungimento di successi, di traguardi e una nuova consapevolezza di voi stessi. Quindi adesso godetevi i frutti del vostro lavoro e la vostra primavera. Il 20 marzo 1994 in Somalia un tragico agguato costa la vita alla giornalista del TG3 Ilaria Alpi e al suo cineoperatore.
I due erano in missione a Mogadiscio per documentare i retroscena della guerra civile e i traffici illeciti di armi e rifiuti tossici che coinvolgevano anche l'Italia. Un comando di 7 persone li ferma sulla strada e li uccide a sangue freddo con 2 colpi di pistola a bruciapelo. Un'atroce esecuzione che solleva dubbi e sospetti sulla verità dei fatti. Un modo di dire molto colorito è avere il dente avvelenato. Ma che significa? Questa espressione si usa per indicare una persona che nutre rancore verso qualcuno e che non perde occasione per criticarlo o diffamarlo. Chi ha il dente avvelenato non riesce a sopportare la vista o il successo di chi gli sta antipatico e cerca di rovinargli la reputazione con parole velenose, proprio come il morso di un serpente letale. Oggi vi parliamo di Friedrich Hölderlin, uno dei poeti più importanti di tutti i tempi. Per lui la poesia era un modo per cercare di riavvicinare l'uomo, la natura e gli dèi. Hölderlin era convinto di avere una missione, creare un nuovo linguaggio che potesse esprimere il mistero della vita. Un linguaggio puro e originale che potesse salvare l'umanità dalla crisi spirituale. La sua vita fu segnata da una profonda solitudine. Ci salutiamo con la frase del giorno. Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. Accogliamo questo nuovo meraviglioso giorno facendo attenzione a quello che davvero ci piace fare e quello che invece facciamo solo perché condizionati dall'ambiente che ci circonda. Noi come sempre ci vediamo domani, quindi buona giornata dalla vostra Martina.